I lavori per installare le colonnine e creare le piazzole di ricarica sono partiti. L'obiettivo è quello di portare il primo autobus elettrico in prova al Lido di Venezia e Pellestrina entro Natale. Ma il sogno è anche quello di poter approfittare della ribalta della Mostra del Cinema per far vedere a tutto il mondo che arriverà in isola per la kermesse cinematografica i nuovi autobus. La rivoluzione del trasporto pubblico di linea a Lido e Pellestrina partirà tra circa un anno, a primavera 2020, ma i preparativi già fervono. Saranno 30 nuovi autobus, daranno un impulso diverso all'isola, un'isola più green. È un investimento importante perché tra tutte le cose l'acquisto di auto saranno circa 30 milioni di euro. L'isola dovrebbe così diventare un esempio per il trasporto pubblico a livello nazionale. Abbiamo deciso come amministrazione, invece di avere degli autobus elettrici un po' in tutta quanta la città, di concentrarli tutti quanti al Lido in modo da dare una vocazione a quest'isola che già si presta moltissimo appunto alla bicicletta, all'aria aperta, eccetera, anche di avere degli autobus totalmente ecologici. Una scommessa importante anche per il futuro. Ci crediamo molto, il sindaco Brugnaro crede molto in questo progetto e noi lo stiamo portando avanti insieme ad AVM e a CTV.